Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 10 luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Abbiamo tanti collegamenti con tutto il territorio regionale anche nella giornata di oggi e parleremo a lungo di sicurezza stradale perché è stato l'ennesimo weekend nero sulle strade del Veneto. Tanti, troppi i morti, la tragedia ieri mattina a Jesolo. Ci collegheremo con Anna Maria Parisi, avremo diverse testimonianze e poi ovviamente il fatto della scorsa settimana che ha sollevato indignazione ma non solo, tanti interrogativi a livello nazionale ed europeo, perché della vicenda si stanno occupando anche i media tedeschi, ovvero la strage di Santo Stefano di Cadore, giovedì pomeriggio, poco prima delle 16, con la famiglia veneziana travolta dall'Audi nera condotta dalla 32enne tedesca Angelika Hütter. Proprio Angelika Hütter in questi minuti è interrogata, è davanti al GIP di Belluno e deve fare chiarezza sugli ultimi istanti prima dello schianto fatale, costato per l'appunto la vita a un papà veneziano, al piccolo di 2 anni Mattia e alla nonna materna Maria Grazia Zuin. I loro funerali probabilmente si terranno a metà settimana, ma partiamo, il nostro racconto parte e non può non partire dalle immagini della telecamera di quella officina di via Udine. Eccole. Questo dunque il boato. Sono le 15:50 di giovedì pomeriggio in via Udine a Santo Stefano di Cadore. L'Audi nera di Angelika Hütter va a collidere con queste 3 persone, con il papà Marco, il piccolo Mattia e la nonna Maria Grazia. Il nonno materno salva la vita solo per caso, così come la mamma. Una vera e propria tragedia. In questi minuti, tra l'altro, proprio a Santo Stefano di Cadore è lutto cittadino, una giornata di cordoglio per una strage senza precedenti in provincia di Belluno. Tra l'altro, tutta questa vicenda, questi minuti complessi sono seguiti e tenteremo di collegarci nel corso di questa prima edizione da Tiziana Bolognani, che con Stefano Bozzi si trova all'esterno del carcere di Belluno, all'esterno del carcere di Baldenic. Non sappiamo al momento se Angelika Hütter si trovi all'interno dell'istituto penitenziario o se si sia collegata da remoto. Questa è una possibilità che la legge concede, dal carcere della Giudecca, dove è stata portata subito dopo di fatto lo schianto fatale. Di certo sono presenti l'avvocato Giuseppe Triolo, il difensore di Angelika Hütter e ovviamente il GIP di Belluno Enrica Marson. La pubblica accusa, il PM è Simone Marcon. Quindi tenteremo di capire se ci saranno delle novità, se Angelika fornirà una versione, dirà la sua verità su quanto successo per l'appunto giovedì pomeriggio a Santo Stefano di Cadore. E dicevamo il weekend nero vissuto in Veneto, l'ennesima alba tragica in Veneto, sulle strade del Veneto orientale, con la morte di 2 giovanissimi. Queste le immagini. Parliamo di Tommaso
Vincenzo Cattai, che lavorava in una fabbrica di Cessalto, e Mattia Pavanetto, militare degli Alpini. Ecco, fra pochissimo ci collegheremo anche con la nostra Anna Maria Parisi, che si trova proprio a Jesolo con Simone Merlo, dove incontrerà tra gli altri anche il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini, che conosce la famiglia di una delle due vittime. Non c'è solo il cordoglio, ma anche l'appello a fare presto, a fare qualcosa. Ci sarà anche Romina Ceccato, presidente di Alba Sicurezza, associazione dedicata alla sicurezza stradale, e mamma di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime della strada, la strage di Jesolo, la strage degli Angeli. Lo ricorderete, esattamente 4 anni fa sulla Jesolana, poco distante dal luogo dove si è consumata la tragedia di ieri mattina. Insomma, un weekend, dicevamo, pesante, ma è di 5 feriti anche il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte a Monselice. Quindi andiamo in provincia di Padova con il primo servizio. Un'auto si è ribaltata nella notte lungo la Monselice Mare. All'interno 3 bambini e i 2 genitori, che sono stati immediatamente estratti dall'auto dai vigili del fuoco arrivati da Este e poi trasferiti in ospedale a Schiavonia. Fortunatamente sono rimasti feriti in modo lieve. L'auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento e si è capovolta in un campo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30 con la rimozione del mezzo. Altro gravissimo incidente in autostrada, siamo sulla 4 nel tratto padovano. Il bilancio dell'incidente in autostrada lungo la 4 tra Grisignano e Vicenza Est, di 2 feriti. Il più grave è un 47enne di Noventa padovana, che è rimasto coinvolto nello schianto insieme alla sua compagna. Entrambi ieri mattina erano in sella al loro scooterone e stavano effettuando un sorpasso. All'improvviso, forse per un guasto meccanico, l'uomo ha perso il controllo della moto e sono stati entrambi disarcionati. Gli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena hanno subito dato l'allarme. Le condizioni del 47enne sono parse fin da subito molto gravi. È stato intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la compagna è stata a sua volta ricoverata, ma in condizioni meno gravi. Sul posto i pompieri per liberare il manto stradale, la polstrada per gestire il traffico. Ed è di 2 feriti il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto a Borgoricco. Incidente ad ora di pranzo di ieri a Borgoricco, in via Leonardo. Verso le 12:40 un'auto è finita fuori strada in un fossato a causa della perdita di controllo del conducente del mezzo, rimasto ferito insieme ad una passeggera. Un forte boato che ha attirato l'attenzione dei molti presenti in paese per una manifestazione. Sul posto immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco arrivati da Padova, che hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'utilitaria per estrarre la passeggera rimasta incastrata tra i sedili. Il conducente invece è riuscito ad uscire dal mezzo in autonomia. Entrambi sono stati affidati alle cure del SUAM 118 e portati al pronto soccorso di Campo San Piero per alcuni controlli. Sul posto è arrivato anche il soccorso, che però non è stato usato per trasportare i feriti all'ospedale di Padova. La polizia stradale, oltre ai rilievi del caso per stabilire le cause del sinistro, ha deviato il traffico della zona. Torneremo sulla cronaca del fine settimana fra qualche minuto, ma ora mi chiede la linea Lucio Zanato. Lucio Zanato ci racconta una storia, una vicenda davvero paradossale che riguarda una nota, una notissima, un noto locale trevigiano. Adesso lo vedo. Lucio, mi senti?
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo in via Inferiore, in pieno centro a Treviso. Pronto intervento non è per fortuna un'ambulanza, ma è il fabbro ferraio che è stato chiamato da Alfredo Sturlese di Tony Del Spin, perché è l'unico atto pratico che in questo momento lui riesce a fare per contrastare quello che è stato il furto a casa sua, nel suo locale. E tra l'altro Alfredo Sturlese rischia anche di essere denunciato, o comunque c'è stata così la notizia che il ladro vuole denunciare Alfredo Sturlese perché l'avrebbe diffamato. Insomma, raccontiamo questa storia che ha dell'assurdo. Buongiorno a tutti intanto. E niente, io stamattina ho aperto il giornale e ho visto questa notizia qui e sono rimasto basito. Cioè non sapevo se ridere o piangere, perché veramente è una cosa che ci lascia così col fiato sospeso. Allora, intanto devo dire che io questa persona non la conosco e io non ho messo nessun filmato in internet e ho consegnato i video ai carabinieri dopo regolare denuncia. Perciò è vero che questo è ancora comunque a piede libero e L'immagine si è frizzata, del resto lo sapete benissimo, quando si è in diretta capita e può capitare. Queste sono le immagini incriminate sostanzialmente che sarebbero oggetto di questa denuncia per diffamazione fatta, pensate, dal ladro nei confronti di Sturlese, titolare della storica osteria Tony Del Spin. Chiedo alla regia se c'è qualche cenno, se ci sente Zanato. Lucio non ci sente. Mattia, riesce a darmi un feedback? Per fortificare. Ecco, Lucio, perdonami. oltre al danno che mi ha già procurato. Andiamo a vedere dentro un Lucio, attimo. perdonami. Lucio. Tipo, sto spendendo Lucio. qualche migliaio di euro per rinforzare l'entrata e sto mettendo anche altri accorgimenti che renderà impossibile l'accesso ai locali quando non ci siamo. Ecco, un attimo solo, dimmi Cristian. Ecco Lucio, dimmi. purtroppo è caduta la linea per un bel po' e non abbiamo sentito. Se puoi risintetizzare, ci siamo ricollegati da 10 secondi. Ecco, allora dunque è successo questo sostanzialmente, lo recuperiamo. C'è stato questo furto, il furto non solo qui ma anche all'Osteria Contemporanea, tutto questo con tanto di riprese, quindi con identificazione dell'autore dei furti. Osteria del Rosseto, terzo furto, sempre stessa persona. Adesso questa persona vuole denunciare Tony Del Spin per diffamazione e quindi ha dell'assurdo tutta questa storia. Io il suo nome non l'ho visto scritto da nessuna parte comunque, perciò se lui si sente diffamato vuol dire che sta ammettendo di essere colpevole, perciò se dice che non è lui perché si scalda tanto, scusa, cioè, non vedo il motivo. Cioè, vada dagli avvocati, vada dove deve andare, se non è lui, ma siccome è lui e anche i carabinieri hanno detto che è lui, perciò... Quindi insomma ci sarà la famosa controdenuncia per tentata querela. Sì. Però facciamo vedere due cose importanti. Intanto il registratore di cassa scassinato, il fabbro ferraio che sta lavorando e quindi bei soldi che in questo momento vanno avanti. Esatto. Perché tutto questo le sta costando e non poco. Mi sta costando qualche migliaio di euro, però... Dopo, non so, più che mettere telecamere, noi abbiamo 14 telecamere nel locale, abbiamo alcune macchine fotografiche, diciamo, che scattano quando suona l'allarme. Abbiamo l'allarme in diretta con la Verisure, perciò non so. Poi fate tutta la blindatura anche in alcune finestre adesso? Sì, adesso facciamo blindatura anche alle finestre e vediamo se qualcuno riesce a entrare, se non spaccano tutti i vetri. Ma perché uno deve diventare una fortezza al giorno d'oggi? È quello che sto dicendo io, cioè se uno deve lavorare per spendere soldi, per barricarsi dentro, cioè, non vedo più il motivo di lavorare, insomma. Cioè, c'è tanta amarezza però. Sì, ma tantissima, tantissima. E queste cose mi fanno arrabbiare parecchio. Perché soprattutto abbiamo questa gente che va in giro a delinquere e non viene fatto nulla. Questa gente va in giro tranquilla e ti saluta anche. Ma stiamo scherzando? Cioè, io mi spacco la schiena dalla mattina alla sera, io lavoro 7 giorni su 7 in questo locale, cioè 15 ore al giorno, e devo buttare via i soldi così perché un deficiente viene dentro e ti porta via quello che tu hai fatto nella giornata. Ma dai. Non è più tollerabile una cosa del genere, non è più tollerabile. Quindi insomma l'appello alla magistratura, l'appello alla giustizia è quella di fare giustizia. Certo, l'ho già detto l'altra volta, se le istituzioni non fanno qualcosa vedremo di far noi qualcosa. Noi commercianti, noi adesso vediamo. C'è la solidarietà però dei commercianti.
Sì, per adesso non ho sentito molto, però noi siamo ancora chiusi per ferie, perciò non siamo ancora attivi, diciamo, stiamo qua facendo lavori, eccetera. Però dopo quando torniamo operativi vedremo di metterci d'accordo, vedere di fare qualcosa un po' per tutti, insomma. Una cosa questa via inferiore, che è il cuore della città, che una volta si chiamava via dell'inferno perché portava il patibolo, sta diventando un inferno anche per voi, insomma. Siamo inferiori. Con questa battuta, giusto per sdrammatizzare, Cristian, ti restituisco la linea. Grazie davvero Lucio Zanato con Alfredo Sturlese, titolare dell'Osteria Tonni del Spin, una vicenda che sicuramente farà discutere non solo a livello locale, siamo per certi versi alle comiche, un vero e proprio paradosso, quindi il ladro che querela la vittima, insomma cercheremo di capire anche se ci sono delle reazioni politiche e cittadine a questo vero e proprio mondo al rovescio. Noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo al weekend tragico vissuto sulle strade del Veneto. Ieri a perdere la vita è stato un anziano di 83 anni a Signoressa, fatale probabilmente un colpo di calore. Un grande, piccolo ma grande. Era a pochi passi da casa Angelo Marchetto quando un malore lo ha stroncato. In sella al suo scooter elettrico era di ritorno per il pranzo dopo essere stato a trovare un amico in campagna. È improvvisamente caduto dallo scooter Angelo, battendo la testa. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del suo M118. Angelo Marchetto, 83 anni, era da più di 10 parte dell'Associazione Trevisani nel Mondo, un'associazione a cui si era avvicinato anche grazie al suo passato in Svizzera. Portava allegria, il ricordo del figlio Mauro. Allegria, il ricordo dei trevisani in giro per il mondo. Aveva girato anche lui il mondo? Ha lavorato tanti anni in Svizzera. Io sono nato lì. Operaio in un'impresa edile, ha lavorato per anni in Svizzera, esperienza che lo aveva portato poi a sentirsi vicino a chi, originario della provincia di Treviso, vive o ha vissuto nel mondo. Il ricordo commosso del figlio che fatica a spiegarsi la fatalità di una morte così improvvisa e assurda avvenuta a pochi metri da casa. Un gran uomo. Controllo stradale dei carabinieri a Carmignano, un 26enne è stato scoperto con una patente falsa. Finisce nei guai a 26 anni e rimedia una denuncia. È accaduto a Carmignano di Brenta, dove i carabinieri avevano organizzato un posto di controllo lungo una delle strade più trafficate della zona. Tra gli automobilisti fermati anche un 26enne originario del Burkina Faso, al quale vengono controllati i documenti. Lui però esibisce una patente di guida che insospettisce i militari che approfondiscono. Emerge così che la patente italiana è falsa, contraffatta, insomma irregolare. Il documento viene sequestrato dai carabinieri e l'uomo rimedia una denuncia all'autorità giudiziaria di Padova per falsità materiale e uso di atto falso. Vi raccontiamo adesso un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Avevano emesso fatture false per $500.000 e per $1,5 milioni di euro e una parte dei soldi li avevano trasferiti in conti correnti nei paradisi fiscali come alle Bahamas. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 2 imprenditori. Fatture per $1,5 milioni riferite a operazioni inesistenti. La scoperta della Guardia di Finanza di Treviso, che ha rintracciato le isole Bahamas, una parte dei proventi di questa evasione, realizzata tra il 2015 e il 2018 da una società trevigiana, grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da un soggetto maltese. I 2 soci dell'impresa sono stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso non solo per il reato di dichiarazione fraudolenta, ma anche per il reato di autoriciclaggio, visto che parte dei proventi dell'evasione, circa €285.000, ora sotto sequestro, è stata rintracciata in 2 distinti conti correnti intestati a nomi di fantasia che i 2 indagati avevano aperto nelle isole dei Caraibi. Il giudice per le indagini preliminari di Treviso, alla luce degli elementi ricostruiti dai finanzieri, ha disposto il sequestro dei proventi illeciti riciclati all'estero. Il provvedimento è stato immediatamente eseguito dalle Fiamme Gialle in 2 conti italiani.
Come Bonnie e Clyde, marito e moglie, ladri specializzati nei furti sulle auto, sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. Rimaniamo nel Padovano. I loro obiettivi erano le auto in sosta, nei parcheggi dei centri commerciali o di altre strutture. Dopo alcuni mesi di indagini, i carabinieri di Este hanno arrestato una coppia specializzata nello svaligiare le macchine. 54 anni lui, 45 lei, si appostavano nei parcheggi, soprattutto dei centri commerciali. Dopo aver individuato una potenziale vittima, presumibilmente donna, attendevano che riponesse il carrello della spesa e rompevano i finestrini rubando le borse appena riposte all'interno delle vetture. L'indagine era partita dopo il colpo commesso lo scorso 26 gennaio a Borgo Veneto nel parcheggio del centro commerciale Megliadino, dove ad una commerciante avevano rubato l'intero incasso della giornata, un bottino di 10.000 euro. Nei giorni seguenti la coppia di ladri aveva svaligiato un'auto a Saonara, tentando di forzare un posto di blocco hanno quasi investito un carabiniere. Grazie ai pedinamenti e alle telecamere di videosorveglianza dei parcheggi, la coppia è accusata di altri 6 furti nelle province di Padova e Rovigo. L'uomo a marzo con altri 2 complici era stato arrestato a Valeggio sul Mincio dopo aver rubato una borsa di una turista straniera nella sua auto parcheggiata all'esterno del parco Sigurtà. Marito e moglie ora sono agli arresti domiciliari nella loro abitazione di Stanghella. La Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni del bollettino ARPAV, per le prossime ore ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico sulle zone costiera, pianeggiante, pedemontana e montana del Veneto, praticamente tutto il Veneto, da oggi a domani, martedì 11 luglio. Per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario attivo il seguente numero verde 800 535 535, lo ripeto 800 535 535, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è invece stato attivato il numero verde 800 990 009. Sono attesi picchi nella settimana anche di 36-37 gradi e insomma poi a livello di temperatura percepita sappiamo che è molto di più, quindi è il primo è vero caldo della stagione estiva e noi voltiamo decisamente pagina. C'è una classifica sempre molto attesa, è quella della Sole 24 ore, quella sul gradimento, per intenderci, dei governatori e dei sindaci. Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e Beppe Sala, sindaco di Milano, sono loro i vincitori di questa edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali svolta per il Sole 24 ore. Il 69% degli emiliani romagnoli, se si votasse oggi, sarebbe pronto a esprimere nuovamente la propria preferenza per Bonaccini, percentuale che gli permette di superare Luca Zaia, governatore del Veneto, primatista, che ottiene comunque il 68,5%. Di fatto Bonaccini scalza Zaia da questa classifica, finora a memoria non era mai successo. Al terzo posto c'è Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 64%. In coda ci sono invece Cristian Solinas, il governatore della Sardegna, con il 35%, e Michele Emiliano, presidente della giunta regionale pugliese, con il 43%. Tra i sindaci, dopo Sala, al secondo posto si conferma Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, seguito da Antonio De Caro, sindaco di Bari, anche presidente nazionale di ANCI. E scende invece dal primo al quarto posto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ex equo con Michele Guerra, che è sindaco di Parma. In coda alla graduatoria c'è il sindaco di Potenza, che ha soltanto il 42% dei consensi. Questa quindi la classifica del Sole 24 ore, sempre molto attesa. Ci sono già delle dichiarazioni di giornata, ma ve ne daremo conto nel corso delle nostre edizioni. Allora, adesso riapriamo la pagina della cronaca, la pagina degli incidenti stradali, e ritorniamo a Jesolo per la tragedia di ieri mattina, costata la vita a 2 ragazzi. Questa la cronaca di questa ennesima tragedia, e poi ci collegheremo con Jesolo. Una cosa da caponare i peli. 2 ragazzi che ho detto subito questi sono morti, però
il ferito perdeva sangue anche lui a un ginocchio, a un braccio, era completamente sotto shock, tremava, così insomma una cosa che auguro a nessuno di vedere. È così che Enzo Bergamo racconta il dramma che ha visto consumarsi a 2 passi da casa sua. Lui, il primo a intervenire sul luogo. Erano le 5:45 quando un forte boato lo ha svegliato. Un incidente frontale che non ha lasciato scampo ai 2 giovani ragazzi che viaggiavano in direzione Jesolo. Mattia Pavanetto, 24 anni, e Tommaso Cattai, 22, morti sul colpo. Rimasto gravemente ferito il 38enne di Eraclea, che era alla guida della Citroen C4. L'uomo stava percorrendo via Piave Nuovo in direzione San Donà per recarsi al lavoro. Abbiamo sentito il ferito che chiamava aiuto e sono arrivato là, abbiamo chiamato i soccorsi e dopodiché ho assistito un attimino il ferito perché era sotto shock, mi ha fatto chiamare la moglie e la mamma, però non rispondevano. E dopodiché è arrivato subito l'ambulanza. Il 38enne è stato trasportato all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. Non ce l'hanno fatta Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai. Tocca anche la comunità iesolana perché purtroppo uno dei 2 ragazzi, benché abitasse a Musile, era figlio di un noto operatore della nostra zona e quindi siamo ulteriormente scossi e devo dire che purtroppo c'è poco da dire di fronte a queste notizie, se non in questo primo momento stringerci vicino alle famiglie. Il padre di Mattia Pavanetto, Mauro, è infatti un noto albergatore di Jesolo, suo l'Hotel Sayonara, luogo dove i 2 amici, dopo aver passato la serata a una sagra, si stavano dirigendo. Mattia, 24enne, dopo gli studi aveva scelto di intraprendere la carriera militare. Da poco più di un anno era infatti entrato nell'esercito e nelle prossime ore sarebbe dovuto rientrare alla caserma di Trento. Di Musile di Piave anche l'amico Tommaso Cattai, 22 anni, dipendente di una fabbrica di Cessalto. Una strada provinciale, via Piave Nuovo, che i residenti raccontano come una strada pericolosa. Mi ero già immaginata che era successo qualcosa di brutto e siccome siamo tutti i giorni in mezzo agli incidenti ho preferito non andarci. Perché è una strada pericolosa? Perché questa è anche una strada pericolosa. Sì, adesso erano diversi anni che non succedeva più gente che moriva, però comunque ogni tanto anche qua ci sta qualche bel botto. A esprimere cordoglio alle famiglie anche l'Associazione Albergatori di Jesolo, che ha listato a lutto le sue pagine social, e la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, che perde altre 2 giovani vite sulla strada. Un copione che abbiamo già visto, ha commentato, con i 4 ragazzi che hanno perso la vita nel 2019. È una tragedia che colpisce le comunità. Cercheremo di stare il più vicino possibile alle famiglie. Soltanto qualche istante ci collegheremo con Jesolo, con Anna Maria Parisi, che tra l'altro si trova proprio con Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori e non solo. Ma vi devo dare questa ultima ora di cronaca a proposito di sicurezza stradale. Il neoprefetto di Padova, Francesco Messina, è rimasto coinvolto stamane con la propria auto in un grave incidente sull'autostrada A4 nei pressi di Milano. Messina è rimasto illeso nell'incidente avvenuto alle 6:30 del mattino fra Viale Certosa e Cormano in direzione di Venezia. È purtroppo rimasto ucciso un motociclista di 34 anni. Il prefetto di Padova non ha riportato conseguenze fisiche. Il funzionario del Ministero dell'Interno è già rientrato al lavoro a Padova. Così dunque questa mattina. Adesso la vedo però collegata alla nostra Anna Maria Parisi e la vedo con i 2 ospiti che vi ho preannunciato, quindi ritorniamo a raccontarvi della tragedia di ieri mattina a Jesolo. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, siamo collegati da Jesolo non a caso perché i 2 ragazzi, Mattia Pavanetto di 24 anni e Tommaso Cattai di 22, dovevano venire proprio qui a Jesolo nell'albergo del papà di Mattia che si trova a 100 metri da noi, così purtroppo lo sappiamo non è stato. Avrebbero dovuto venire qua per trascorrere la serata qui, la nottata qui e poi svegliarsi al mattino ed essere proprio lungo la spiaggia. E, con me Romina Ceccato, la mamma di Riccardo, uno dei 4 ragazzi che ha perso la vita nel tragico, terribile incidente del 2019. Adesso ricorrerà questo tragico anniversario, il 14 prossimo.
e con il presidente degli albergatori di Jesolo, che è Piero Contarini, che conosce molto bene Mauro, il papà, l'albergatore, e il papà di una delle due vittime di ieri, Mattia Pavanetto. Il dolore è grandissimo, incommensurabile. Lei conosce molto bene Mauro e quindi di conseguenza anche sì, il figlio. Ci conosciamo da parecchi anni, anche perché ha l'albergo esattamente a 200 metri da me, quindi è una famiglia da me molto conosciuta. Fra l'altro è socio della nostra associazione albergatori da parecchi anni, nonché consigliere del nostro Federconsorzi, il consorzio che raggruppa tutti i consorzi spiaggia del litorale. È un amico, ci vediamo spesso nelle varie riunioni e quindi gli esprimo tutto il mio cordoglio. Non mi sono recato personalmente perché in questi momenti è un momento particolare in cui forse si vorrebbe restare soli e sopravvivere al proprio figlio è un dolore che non ha motivo di espressione alcuna, se non quella di un grande abbraccio che gli dedico a nome mio personale e di tutta l'associazione. Presidente, voi ieri in segno di lutto e di cordoglio avete listato proprio a lutto tutti i siti dell'associazione degli albergatori di Jesolo. Sì, è un atto dovuto, un atto che poi avrà poi anche delle conseguenze nei prossimi giorni, perché cercheremo di capire come Mauro desidera esprimere il suo amore verso il figlio, e quindi noi ci mettiamo a sua disposizione per qualsiasi necessità e piacere avesse per ricordare in maniera puntuale e precisa Mattia. Ecco, Presidente Contarini, noi siamo qui proprio con Romina Ceccato, la mamma di Riccardo. Insomma, non è facile parlare così anche di fronte a un genitore, no? Romina, al di là di tante parole, noi ci siamo conosciute nel corso di questi anni, quindi adesso ci diamo del tu anche per questo, perché insomma entrare anche a casa della gente, raccontare del dolore di queste famiglie anche da parte nostra è molto straziante e molto difficile. Siamo nel 2023, dal 2019, tanti anni senza Riccardo. Dipende da che punto di vista uno lo può vedere o lo può sentire. Intanto ringrazio e saluto Christian, che lui è sempre presente ed è sempre vicino con me in queste battaglie che io porto avanti. Ti ripeto, dipende dai punti di vista, perché per me sembra ieri. Perché, come ha detto prima il Presidente, la natura non deve permettere che un figlio vada via prima del proprio genitore. Ma non possiamo neanche cambiare il destino della natura. Dobbiamo solo cercare di fare in modo che imparare a sopravvivere per poter fare in modo che i nostri figli siano ancora qui presenti. Loro in qualche modo ci sono, ma facciamo in modo di unire queste piccole disgrazie che accadono nel cercare di capire e fare qualcosa che non ne accadono ancora. Perché qui ultimamente ci sono tanti giovani che se ne vanno. Facciamoci una domanda, mettiamoci tutti assieme, evitiamo altre famiglie che soffrono, perché ve lo dico io, adesso sei vuota dentro, c'è una parte di te che non esiste più, devi imparare a sopravvivere, ma non c'è quella persona che vorresti, è sotto un'altra forma, sì. Prima dicevi, Romina, è nella stanza accanto, Riccardo, e te lo sei tatuato. Vediamo con le immagini di Simone Merlo, Christian, tatuaggio col cuore di Riccardo. Riccardo, te lo sei tatuato nell'avambraccio sinistro e nell'altro hai tatuato le iniziali di chi? Riccardo e l'altra mia figlia, perché lei è ancora qui con le farfalle, perché per noi è stato un simbolo importante le farfalle. Quando ho unito Riccardo con i suoi amici, fatalità, sono arrivate 4 farfalle in cimitero, e quindi è una cosa. Perché il tatuaggio?
non è il tatuaggio che può rappresentare Riccardo, che quindi vuol dire Riccardo è con me, Riccardo è con me, dentro di me, ma bensì è un modo per fare quello che Riccardo avrebbe voluto fare, per fare in modo che Riccardo ci sia sempre. Riccardo sotto un'altra forma c'è, però deve continuare a vivere. Cioè io dico sempre, la morte di una persona non deve essere una morte inutile, ma trasformarla in qualcosa di utile anche per noi, per imparare a sopravvivere, che è molto importante. Quando ieri hai preso la notizia dello scontro frontale con la tragedia, con la morte di questi 2 ragazzi di 24 e 22 anni, hai detto sono ripiombata a 4 anni fa. Sì, erano le 4, mi sono sentita una cosa e mi sono svegliata. Fatalità, il 14 luglio alle 4 del mattino mi fu data neanche direttamente, poi mi è stato detto Riccardo non c'è più. E quindi lì ho sentito una cosa strana. Quando ho visto le foto, la macchina, tutto quanto, sono crollata. Mi sembrava di essere ritornata indietro di 4 anni fa, di essere dentro in quell'incubo, in quel vuoto. Quindi io voglio proprio con tutto il mio cuore, da mamma, da genitore, esprimere la mia vicinanza, la mia solidarietà a queste famiglie. State uniti tra di voi, perché Mattia, Tommaso lo vorrebbe. Cristian, ringrazio Romina Ceccato e il presidente degli albergatori di Jesolo, Piero Contarini, che ci ha ospitato nella sua struttura. Se non hai domande da studio ti restituisco. Io avrei una domanda, Anna Maria, perché lo avevamo promesso anche a Romina. Il 14 sera, lo possiamo vedere anche dal sito, questo, ci sarà un momento per ricordare i 4 angeli, se non sbaglio, a Musile di Piave, lo stadio comunale. Vedo qua 2 calci con l'AUG, quindi c'è questa iniziativa venerdì sera. Non so se Romina voleva aggiungere qualcosa. Il 14 ci sarà questa iniziativa a Musile di Piave per ricordare, non dimenticare quanto accaduto nel 2019. Sì, ci sarà un memorial dedicato a Riccardo. Ecco, questo è un esempio. Riccardo non avrebbe voluto la messa e magari neanche i suoi amici, ma bensì una partita giocata con tutti i suoi amici in mezzo al campo. Spero che questa giornata, questo memorial, possa essere un momento di condivisione con gli altri giovani, un momento per far capire a tutti quelli che saranno lì presenti che la vita è importante. E quindi io adesso mi metto un attimo nei panni come presidente dell'Associazione delle Vittime sulla Strada. Uniamo le nostre forze, cerchiamo di capire perché non possiamo andare avanti in questo modo a perdere questi nostri giovani. Sono la nostra vita, è la nostra speranza, il nostro futuro. Ecco Romina, per chi volesse prendere parte a questa iniziativa il 14 sera a Musile di Piave, da che ora ci si incontrerà? La partita inizia alle 18, poi ci sarà un momento in cui verrà dedicato alcune cose. Ricorderemo, perché io ricordo sempre dappertutto, non a prescindere Riccardo, non Riccardo, ma per me sono tutti angeli, perché sai, quando ti succedono queste cose, automaticamente quando vedi quella mamma che piange, piangi anche tu, perché senti tuo figlio, perché tu sai cosa stai provando, perché l'hai vissuto prima di lei. E quindi alle 18 noi saremo lì in campo e ci sarà questa partita e poi festeggeremo come avrebbero festeggiato i ragazzi, divertendoci con un po' di musica e condividendo alcuni messaggi, perché ci sarà anche qualcuno un po' che parlerà di stare un po' attenti anche come ci si comporta un po' sulla strada, quindi anche lì è un momento un po' particolare, bello, però divertente. Anche se si piange, come ho detto prima, devono essere sempre lacrime, non ha importanza se sono di dolore o di gioia, ma bisogna tirare fuori quello che abbiamo dentro.
Grazie. Insomma, è uno shock grandissimo per tutti, anche per noi che lo raccontiamo. Volevo ricordare soltanto, forse l'avete già detto nel collegamento precedente, Christian, che quella di oggi è un'altra giornata particolare perché si attende il rientro di altre 3 vittime dal Cadore in quel di Favaro, certo, Veneto, ovvero sappiamo che cosa è successo. Il vuoto è incolmabile lasciato anche per altre famiglie, e quindi volevamo ricordare che oggi si attende il rientro a Favaro Veneto anche di Marco, Maria Grazia e del piccolo Mattia, che sono morti nell'incidente della settimana scorsa. La linea può tornare a te. Anna Maria, ti ringrazio. È difficile anche raccontare quando c'è tutto questo dolore, lo avvertiamo, e tra l'altro rimaniamo a Favaro perché Romina Ceccato parlava dell'importanza, no, della comunità, e c'è un'iniziativa a favore di Elena Potente che nella strage di Santo Stefano di Cadore ha perso il figlio di 2 anni, il compagno e la mamma. Per lei, attraverso i social, gli amici e gli ex compagni di classe hanno avviato una raccolta di fondi che possa aiutarla anche economicamente, tenendo conto del fatto che aveva avuto dal compagno Marco Antoniello anche un secondo bambino, ora senza padre. Non lasceremo Elena sola, scrive su Facebook Matteo Scarpellino, che con lei aveva fatto asilo, elementari e medie, che attualmente vive in Norvegia, e la sosterremo come possiamo. Per questo mi sembra giusto promuovere una raccolta di fondi in suo favore come forma di partecipazione. Matteo aggiunge poi gli estremi del conto corrente, aperto anche ad una notazione personale. Non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questo dramma. Allora facciamo così, abbiamo ancora tanto da raccontarvi, diversi collegamenti aperti con tutto il territorio. C'è Valentina Visentin da Padova, dal Padovano, fra poco si collegherà perché è stata trovata un'anziana morta in un fossato, quindi ci darà tutti gli aggiornamenti, e poi le proteste dei commercianti da Padova a Bassano, ancora cronaca, e poi dobbiamo capire cosa sta accadendo all'interno del carcere di Baldenic, dove il GIP starebbe ascoltando Angelica Hutter, la 32enne autrice della strage di giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore, nel cuore del Comelico, dove oggi tra l'altro è lutto cittadino. Questo e altro ovviamente dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo lunedì a Nord-Est, un lunedì difficile dal punto di vista della cronaca. Siamo sempre in attesa di capire cosa dirà Angelica Hutter agli inquirenti, al GIP. I giornalisti, compresa la nostra Tiziana Bolognani, sono all'esterno del carcere di Belluno per capire se si è avvalso o no della facoltà di non rispondere, ma a questo punto l'interrogatorio sta andando avanti da troppe ore, sembra impossibile, quindi si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. Quindi capire cosa è successo giovedì scorso, giovedì pomeriggio, in via Piave a Santo Stefano di Cadore. E siamo in attesa di collegarci anche con Padova, con la nostra Valentina Visentin, per il ritrovamento di un'anziana morta in un fossato. Prima però vi raccontiamo una situazione di degrado particolarmente odiosa, lo fa la nostra Vanessa Banzato da Bassano. Ecco, vedete, questo è un pezzo di quel progetto da 80.000 euro avviato lo scorso anno dall'amministrazione comunale per abbattere le barriere architettoniche. Nello specifico questo pezzo di materiale che serviva per il percorso ideato per persone ipovedenti e cieche, per collegarle appunto dalla stazione dei treni di Bassano fino al centro della città, il percorso sta già perdendo pezzi, e questo è un chiaro esempio. Purtroppo i pezzi che si sono tolti dal percorso di via Chilesotti per ipovedenti sono più di uno, per non parlare dei tratti in cui si presentano pericolosi rialzi.
e chi cammina sul passaggio pedonale in corrispondenza del tratto in questione rischia di inciampare, come tra l'altro ci hanno segnalato diversi nostri telespettatori. La cosa che fa arrabbiare i cittadini è che il progetto del comune per rendere la città più inclusiva risale ad appena un anno fa. Quindi altro che abbattimento. Ridotto in queste condizioni, il percorso per ciechi e ipovedenti rischia di essere l'ennesima barriera architettonica presente a Bassano. L'ennesima barriera architettonica, diceva la nostra Vanessa Banzato, a Bassano, e noi da Bassano andiamo a Padova, ritorniamo a Padova con il nostro Francesco Ratai, che dovrebbe essere pronto per raccontarci in diretta la protesta dei commercianti. La vicenda ve la stiamo illustrando da settimane ed è quella relativa al cavalcavia di Borgomastro. Vedo Francesco, a te la linea. Sì, buongiorno dall'Iston, da Padova, siamo davanti alla sede comunale di Palazzo Moroni. Con noi una rappresentanza dei commercianti di Padova e dell'Arcella. Sono qui per consegnare le firme che hanno raccolto per chiedere la riapertura del cavalcavia Borgomagno. Insomma, avete raccolto parecchie firme. Sì, buongiorno, abbiamo raccolto 3.100 firme che adesso andremo a protocollare, appunto per chiedere la riapertura del cavalcavia Borgomagno, che rappresenta il collegamento naturale e diretto al quartiere Arcella. Con questa scelta della Giunta, il quartiere Arcella, tanto amato dalla Giunta in campagna elettorale, al quale hanno dedicato molti progetti, è completamente tagliato fuori. Il quartiere si sta desertificando e impoverendo, il traffico è praticamente sparito, coloro che devono anche tornare a casa la sera devono compiere un giro vizioso attraverso il Sardi del Mazzi, impiegando 20 minuti di tempo in più traffico, più smog. Stiamo attendendo la soluzione che 20 giorni fa in Consiglio Comunale il sindaco Giordani aveva prospettato, ma ad oggi nulla è stato fatto per il ripristino del doppio senso, che è una cosa fondamentale per la vita, la qualità del nostro quartiere. Molte le firme che avete raccolto da parte di commercianti, voi siete un po' di capofila di chi ha dell'attività in Arcella, ma anche di semplici cittadini che richiedono questa apertura. Certo, moltissimi residenti, perché come commercianti non è che siamo un numero elevatissimo. Molti residenti hanno aderito a questa raccolta firme, in quanto per tornare a casa da lavoro, solo per spostarsi da una parte all'altra del quartiere, i tempi sono diventati da 5 minuti si passa a 25 minuti per fare cavalcavia Sarpi Dalmazia. Invece l'altro, Unità d'Italia, nemmeno è segnalato, è anche difficile da percorrere, perché la gente fa anche fatica a conoscerlo. La gente vuole entrare all'Arcella per il Borgomagno, noi siamo isolati, cioè veramente. Cosa vi dicono i residenti, i cittadini? Allora, io ho raccolto moltissime firme e quello che ho percepito è proprio la mancanza di comunicazione tra il centro e l'Arcella, il fatto che per una cosa molto semplice sia diventato tutto complicato. Fare l'altro cavalcavia è molto più lungo e soprattutto molto trafficato da che hanno chiuso il Borgomagno. La gente dice non è possibile. Se succede poi un incidente come non molto tempo fa, si formano code di 2 o 3 ore, non è accettabile una cosa del genere. Basta trovare una soluzione, bisogna volerla trovare la soluzione, no parlare solo. Noi abbiamo dato tanto a questa amministrazione, penso che l'Arcella meriti tanto da questa amministrazione. Ecco, questo è il punto di vista dei commercianti e dei residenti dell'Arcella. Restituisco la linea allo studio.
Grazie Francesco Ratai, a te e a tutti i tuoi ospiti. Prima ho detto Borgomastro, mi scuso, ovviamente Borgo Magno, è una protesta che vi stiamo raccontando da tempo, oggi questo ulteriore passo. E rimaniamo nel Padovano rigorosamente in diretta con Valentina Visentin da Santa Giustina in Colle, dove è stato ritrovato questo corpo, il corpo di un'anziana. Valentina, raccontaci tutto. Sì, buongiorno Christian, siamo nella frazione di Frate di Santa Giustina in Colle, lungo la canaletta che vedete alle mie spalle. È stata ritrovata ieri mattina un'anziana del paese, il corpo di questa anziana di 77 anni, Elena Cecchin. A fare la drammatica scoperta purtroppo proprio uno dei figli della signora che ieri mattina aveva fatto visita come di consueto all'anziana mamma. Non trovandola in casa ha cominciato subito a cercarla insieme alla moglie e purtroppo ha visto il corpo riaffiorare da questa poca acqua che vedete nel canale, e ha chiamato subito i pompieri e i soccorsi, ma purtroppo per la signora non c'era più nulla da fare, quindi molto probabilmente si ipotizza che la donna sia uscita di casa o alla mattina molto presto oppure addirittura nella notte, disorientata, possa essere scivolata lungo questa parte scoscesa dell'argine del fossato lungo questa strada che unisce la frazione di Frate di Santa Giustina in Colle con Campo San Piero. Dicevamo, le cause dovrebbero essere quelle dell'annegamento, perché c'è stata una prima ispezione del corpo, non ci sono ferite di violenza, quindi si esclude l'intervento di terzi. Purtroppo una morte quindi dovuta all'acqua o alla caduta accidentale lungo il canale, tanto che la salma è già stata, l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta e quindi dovrebbero essere fissati anche i funerali. Una tragedia per il comune di Santa Giustina in Colle, dove l'anziana viveva, abitava da sola, ma vicino ai figli che si prendevano cura di lei. Tutte le sere la sentivano e anche alla mattina, infatti ieri mattina erano proprio andati a trovarla, ma non vedendola in casa si sono subito preoccupati e temendo il peggio hanno cominciato le ricerche che purtroppo hanno dato questo esito negativo. Una tragedia, le condoglianze e la solidarietà alla famiglia è arrivata anche dal sindaco Moreno Giacomazzi di Santa Giustina in Colle. E da Frati di Santa Giustina in Colle è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin per tutti questi aggiornamenti dal Padovano. Io vi mostro un po' le principali notizie di giornata sui quotidiani online, ma di fatto sono quelle che vi abbiamo già dato e che in qualche modo abbiamo già approfondito. Ovviamente l'apertura anche del Gazzettino.it è dedicata alla tragedia in Cadora, l'udienza di convalida dell'arresto di Angelica Hutter. Intanto è partita, come vi dicevo prima, la raccolta fondi per mamma Elena. Il PM di Belluno, Simone Marcona, che dice deve restare in carcere, ha ucciso 3 persone. Un funerale unico è previsto per la metà della settimana, sembra giovedì, a ufficiarlo potrebbe essere il patriarca Moraglia, ma appunto per il momento non c'è l'ufficialità, anche perché non c'è il nulla osta alla sepoltura. E poi c'è l'altro incidente mortale, anche qui ci siamo collegati con la nostra Anna Maria Parisi, con Simone Merlo da Jesolo, Mattia l'alpino e Tommaso l'operaio, gli amici uniti da un tragico destino, l'ultima serata di festa nella bar di Musile. Questi i 2 fatti principali ovviamente di cronaca, mentre siamo in attesa di un segnale da parte della nostra Tiziana Bolognani, che si trova proprio all'esterno del carcere di Belluno, del carcere di Baldenic, per l'udienza di convalida nei confronti di Angelica Hutter. Vediamo se riusciamo entro le 13:30 a darvi degli aggiornamenti, altrimenti lo faremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Ma noi adesso ritorniamo a Bassano con il nostro Alex Giuliano per fare un tour tutt'altro che positivo all'interno della città. Alex, cosa sta succedendo? Raccontaci tutto, buongiorno. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Ebbene, mettetevi comodi perché oggi vi accompagniamo virtualmente, ma noi lo facciamo davvero, in un tour all'interno di quello che può essere una
giornata, una qualsiasi giornata di un turista che viene a visitare Bassano del Grappa. Noi siamo a pochi passi dalla stazione ferroviaria, quindi insomma ci siamo immaginati il turista che scende dal treno dopo un viaggio, insomma si sa, in treno viene sete e quindi la prima cosa che si cerca di fare una volta arrivati a destinazione è magari anche rinfrescarsi con una bibita fresca o, perché no, insomma, fare colazione, prendere un caffè. Ebbene, chi arriva a Bassano del Grappa esce dal viale della stazione e si ritrova il Caffè Italia, come vedete alle mie spalle, chiuso. Questa è diciamo una annosa questione, sono anni e anni che non si risolve questo problema. L'amministrazione comunale aveva garantito, aveva promesso di riaprire questa struttura. Sembra che adesso si stia lavorando per renderla fruibile al pubblico a partire dai primi mesi dell'anno prossimo, del 2024, affidando appunto il Caffè Italia ai privati. Ma intanto il primo caffè che bevono i turisti arrivati a Bassano è senza dubbio un caffè amaro. Lasciamo stare allora le bibite fresche e i caffè, proviamo a dissetarci con la cultura, ma anche in questo caso un turista che viene a far visita a Bassano casca male perché, come vedete alle mie spalle, il Teatro Astra continua a essere una struttura vuota, senza anima, è l'unica rappresentazione che continua ad andare in scena riguardo il Teatro Astra. Scegliete voi se considerarla una farsa, una commedia o un dramma. Proviamo allora a rinfrescarci sulle rive del Brenta, ma anche in questo caso non c'è nulla da fare perché, come potete vedere, la spiaggetta di via Pusterla, nonostante anche in questo caso le rassicurazioni dell'amministrazione comunale, che aveva a più riprese garantito la riapertura della spiaggetta già in primavera, i cancelli restano chiusi, la spiaggetta resta off limits ai turisti, ma non al degrado e alla sporcizia. Tutti sanno che Bassano e questo territorio sono ricchi di storia, una ricchezza che evidentemente viene custodita gelosamente perché qualcuno ha pensato bene di chiudere il Tempio Ossario, chiuderlo per ferie. Questo il viaggio quindi del nostro Alex Giuliano tra i mali della città di Bassano, quindi questa scarsa ospitalità appare nei confronti dei turisti. Allora, noi abbiamo messo in fila vari fatti nella giornata di oggi, molti lo avete compreso sono in evoluzione, fra poco ci collegheremo con Massimo Bressan, già presidente della Coldiretti di Padova, attuale consigliere del MAP, il mercato agroalimentare della Città del Santo, uno dei principali a livello italiano ed europeo, per fare il punto del caro frutta, di questa inflazione che non lascia scampo soprattutto al supermercato e soprattutto sui prodotti di stagione, ma lo faremo fra pochissimo. Io direi che è il caso di andare in pubblicità, poi ci rivediamo qui con Bressan fra poco. Di nuovo in diretta, ultimo blocco di questa prima edizione, lunedì 10 luglio, tanta la cronaca, è una notizia che vi abbiamo dato poco fa, adesso è ribattuta da tutti i siti. Il prefetto di Padova coinvolto in un grave incidente, lui leso, morto il motociclista. Nell'incidente avvenuto alle 6:30 del mattino, siamo a Milano tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia.
è purtroppo rimasto ucciso un motociclista di 34 anni. Questo a dimostrazione di come sia un periodo nero sulle strade non solo del Veneto, in realtà in particolare del Veneto e in alcuni luoghi del Veneto che sono maglia nera, la provincia di Treviso indubbiamente, ma anche il Veneto orientale. Proprio con il Veneto orientale ci siamo collegati poco fa, a mezzogiorno e mezzo, per ricordare questi due giovani ventenni rimasti uccisi ieri mattina a Piave Nuovo, quindi proprio alle porte di Jesolo, due ragazzi di Musile, un militare degli Alpini e un operaio in un'azienda di Cessalto. Ma adesso voltiamo pagina, ritorneremo alla cronaca più tardi, vediamo se da Belluno arriveranno aggiornamenti per quanto riguarda l'udienza di convalida dell'arresto di Angelica Hutter, l'investitrice di Santo Stefano di Cadore. Vediamo se e cosa ha detto, se si riesce a capire già in questo frangente agli inquirenti, ma per l'appunto voltiamo pagina e occupiamoci di un tema che sta a cuore veramente a tutti, l'inflazione. L'inflazione che colpisce duro, colpisce soprattutto il carrello della spesa e tra i prodotti che hanno subito gli aumenti maggiori ci sono gli ortaggi, c'è la frutta. Per questo oggi con noi c'è Massimo Bressan, già presidente fino a qualche settimana fa della Coldiretti di Padova e consigliere della MAP, il mercato agroalimentare di Padova, tra i principali a livello nazionale e non solo. Buongiorno Bressan. Buongiorno a tutti voi. Ecco, noi abbiamo abbiamo diversi titoli dedicati a questa tematica, ma non sfugge a nessuno, veramente a nessuno, che in questo periodo la frutta sia a livelli record, la frutta e la verdura. Perché? Sì, un dato preciso e concreto è che in questi mesi per gli italiani in generale hanno visto spendere 4 miliardi di valore, quindi è un dato tangibile. Solo che, come su tutte le cose, c'è sempre una complessità all'interno, ci sono diversi fattori. Purtroppo su alcuni fronti, esempio gli ortaggi, paghiamo quello che è successo a maggio. Maggio abbiamo avuto qui 20 giorni dove nella nostra regione per fortuna non è successo quello che è successo nei nostri amici della regione vicina dell'Emilia Romagna, ma anche noi abbiamo avuto delle difficoltà in quei 20 giorni per quanto riguarda meloni, angurie. Nel caso ora ne paghiamo le conseguenze perché poca produzione e quindi i prezzi stanno salendo. In altri casi invece è il caso dei cereali, quindi apriamo un po' la panoramica. Abbiamo avuto dal punto di vista della produzione un calo anche del 40% del prezzo, però questo non lo vediamo negli scaffali, dove purtroppo anche nel mese scorso è cresciuto anche del 14, del 13% il valore. Per altri prodotti siamo in attesa di vedere cosa succederà in queste prossime settimane, anche perché ora imminente c'è un caldo anomalo, ma non proprio tanto perché siamo in periodo estivo, ma è la repentinità di quello che sta succedendo, quindi da un giorno all'altro si passa con sbalzi di temperatura molto importanti e questo dopo ne risente su tutto il territorio. Ecco, quindi lei ci dice è una tematica molto complessa, non è facile risalire quindi a fatti specifici, ma in tutto questo la domanda che si fa il consumatore finale è: ma chi ci guadagna? Se c'è qualcuno che ci guadagna, ma evidentemente sì. In effetti alla fine della fiera il consumatore finale è colui che su molti settori è colui che paga di più, perché alla fine è proprio il nome stesso che te ne deriva. E c'è un doppio problema, perché il consumatore spende di più, ma al tempo stesso anche compra di meno. E quindi la dieta mediterranea nostra, che è la base della nostra dieta, sono gli ortaggi, la frutta e la verdura, sono quei prodotti che nel carrello della spesa diminuiscono dal punto di vista quantitativo. Però va anche sottolineato il fatto che molto spesso c'è all'interno della filiera ci sono delle pratiche non proprio leali, e qua un gioco di parole, per arrivare a un disegno di legge che è stato già approvato nel 2021 sulle pratiche sleali, che se si riuscisse a mettere in piedi, se si riuscisse a
metterci una modalità operativa riuscirebbe a far sì al produttore di non andare sotto i costi di produzione e al tempo stesso poi all'operatore finale, al consumatore finale, di avere quel giusto rincalo che possa poi anche dare quelle giuste opportunità dal punto di vista redditizio per le aziende che lavorano in prima persona. Senta, le chiedo, lei è innanzitutto un imprenditore ovviamente e Sì, se non sì. sbaglio lei coltiva soprattutto meloni in questa fase, kiwi e quant'altro. Sì. Riusciamo a fare proprio i conti? A quanto vende un melone adesso? Quindi a quanto un chilo di melone? Quanto era l'anno scorso? Cioè, se ci può un attimo inquadrare, fare una fotografia molto realistica. Sì, sì, più che kiwi proprio i meloni nella mia azienda, ma più che altro anche del mese scorso. Sono partiti ai primi di giugno con prezzi abbastanza alti per poi scendere di colpo, c'era una grossa offerta e il problema del melone lo stiamo osservando in queste ultime 2 settimane, dove anche all'interno del mercato ortofrutticolo di Padova, che non è una realtà piccola per i volumi che muove, la mancanza proprio di prodotto in sé, quindi la mancanza di quintali, ha fatto sì di schizzare i prezzi anche alla produzione, quindi in questo caso a noi produttori anche di 2 euro, 2,50 euro, 3 euro dati praticamente alla consegna. Poi naturalmente ci va il rincalo, ecco che li troviamo, quindi sul melone spezzo una lancia a favore, nel senso che non c'è una speculazione, però purtroppo c'è un dato reale di mancanza di prodotto. Forse in questi prossimi giorni ci dovrebbe essere una produzione maggiore, ma purtroppo per quanto riguarda una Presidente, si è frizzato per un attimo, se può ripetere il concetto perché si è scollegato per un attimo. Sì, sì. La connessione a volte. No, dicevo, per quanto riguarda la produzione del melone, abbiamo assistito nel mese di giugno a prezzi che non erano altissimi, ma erano molto anche bassi rispetto alla media dell'anno scorso, per poi schizzare in questi ultimi 2 settimane. Infatti anche nel mercato ortofrutticolo di Padova, dicevo, dove naturalmente i quintalati che aggirano non sono poca cosa, ma all'interno di tutto il mercato si faceva fatica a trovare e reperire il prodotto melone, dato da una serie di fattori che, come dicevo poc'anzi all'inizio della trasmissione, derivano da quei 20 giorni di maggio. Quindi cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto l'SR che era prodotto naturalmente verso la parte finale, mentre il campo aperto non è ancora dal punto di vista produttivo pronto. Questa mancanza di produzione ha fatto sì di schizzare i prodotti a 2 euro, 2,50 euro, anche 3 per noi produttori nel mercato ortofrutticolo. Poi giustamente c'è un po' di rincalo e quindi i prezzi sul melone che noi vediamo in questi frangenti sono dati proprio da un problema oggettivo: manca il prodotto in quanto a sé. Ora speriamo che la produzione aumenti, però da come ci sono le avvisaglie non ci sono molti frutti attaccati alle piante, e ora questo caldo repentino che sta arrivando magari può aiutare in un primo momento ad avere più prodotto, ma forse fra 10-15 giorni il problema si ripeterà. Questo per quanto riguarda il melone. Quindi rispetto all'anno scorso, per farla breve, prezzo molto più alto, però i quintali sono pochissimi, quindi alla fine della fiera siamo sempre lì dal punto di vista della produzione. Senta Bressan, se lei dovesse consigliare ai consumatori, a chi ci sta guardando da casa, in questo momento dove conviene andare ad acquistare la frutta? Al supermercato, al mercato comune, nel negozio di vicinato? Dov'è che costa meno? Dov'è che c'è meno speculazione, se c'è speculazione? Noi abbiamo visto in queste settimane che nei discount c'è stato un aumento molto importante dal punto di vista degli acquisti, e questa è una risposta degli italiani per cercare di risparmiare, però non sempre in quei posti la qualità è alta. In altri areali, in altri supermercati naturalmente il prodotto c'è, il prodotto di qualità è presente, però come mondo agricolo abbiamo molti, anche come Coldiretti ci spingiamo molto, abbiamo investito in tutti questi anni nei mercati
i mercati di Campagna Amica, presenti anche nel territorio padovano, nei punti vendita delle aziende agricole, dove naturalmente riesce ad avere quel prodotto fresco che dà anche quelle giuste soddisfazioni anche dal punto di vista dei prezzi, che sono leggermente più bassi rispetto a quello che viene. Naturalmente purtroppo quando succedono queste cose qua improvvise, se ci pensate, eravamo ad aprile, c'era mancanza d'acqua, non si riusciva neanche a immaginare un giugno in una guerra tra poveri, tra cittadini, tra agricoltori, per riuscire ad avere quell'elemento prezioso che è l'acqua. E abbiamo visto a maggio, nell'arco di 10 giorni, cosa è capitato? È scesa quello di 2 anni, quindi purtroppo non abbiamo quelle soddisfazioni anche dal punto di vista remunerativo, e per i cittadini purtroppo, visto tutto quello che sta succedendo, prezzi su tanti fronti alti, hanno un problema inverso, che è quello che alla fine spendono molto di più al fine del mese. Quindi, ricapitolando, prodotti freschi di qualità, naturalmente accorciando la filiera dal produttore al consumatore, si risparmia e si trova quel guadagno per le massaie, però ci sono anche dei supermercati, dei punti vendita dove hanno imboccato quella strada sulla qualità, con accordi di filiera con la parte della produzione, con gli imprenditori, che cercano anche di dare prodotti buoni a una qualità abbastanza alta, con giusta qualità-prezzo. Ma le prospettive quali sono? Perché se il quadro è così complesso, non essendoci un'unica causa ma più concause, l'impressione è che i prezzi continueranno a rimanere alti. La mia impressione è quella che per quest'estate effettivamente su alcuni ortaggi ci sia proprio questa criticità che dà praticamente questi prezzi alti. Abbiamo visto anche le ciliegie di qualche settimana fa. E dall'altro canto però, dal punto di vista remunerativo, se dobbiamo essere anche da un punto di vista, prendendola a 360 gradi, come dicevo prima, per le aziende agricole, non sempre è così, perché distorsioni all'interno della filiera purtroppo ci sono e sono molto presenti. Quindi dovremo anche trovare, visto che quello che sta succedendo in questi anni ormai non è più un caso isolato dal punto di vista del clima, degli eccessi, anche una risposta da parte legislativa su nuove tecniche varietali, di dare anche opportunità ad avere delle piante più resistenti, per riuscire in qualche modo a andare a darci una mano su quello che sta succedendo, se no altrimenti molti non produrranno più e cercheranno con il rischio di avere terre incolte, il rischio di avere ancora o prodotto estero che ci arrivi, o con tutto quello che ci va dietro. Tra l'altro oggi doveva esserci il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Luca De Carlo, anche per illustrarci la sua recente proposta sulle tecniche appunto assistite in agricoltura, ma purtroppo ha avuto un contrattempo e non è riuscito a collegarsi. Però diciamo, mi pare di capire, Bressan, che tutto aiuta per innovare il mondo agricolo. Sì, e io da parte anche mia personale, essendo anche nel periodo della presidenza di Coldiretti Padova in questi anni, e nella parte finale naturalmente, dove anche De Carlo ha dato un impulso molto forte a livello nazionale per riuscire a far passare questo disegno di legge e riuscire a metterlo in pratica. E qualche settimana fa a livello nazionale, a Bruxelles europeo, è stato messo nero su bianco anche qua proprio sulla TEA, sulla cisgenetica, che va spiegata, non sono OGM. Gli OGM vanno a mischiare geni diversi, da specie diverse. In questo caso noi andremo solo che accelerare quello che fa in natura, quindi all'interno della stessa specie si va praticamente a cercare delle migliorie. Però, come sempre, ci vuole la parte politica che mette in campo le regole, e devono essere scritte. Quindi se fino a qualche tempo fa c'erano parole dove si diceva sì, avete ragione, questa è una buona idea, ora finalmente abbiamo anche qualcosa di concreto, il che non vuol dire che il disegno di legge è pronto, si può metterlo in pratica, però ormai ci manca poco, e quindi anche dal punto di vista della sperimentazione, dal punto di vista che noi in Italia abbiamo anche molte università che sono molto avanti su questo, però erano bloccate dal punto di vista pratico nel poter mettere in campo tutto quello che si può avere. Quindi anche qui la ricerca importantissima.
E poi la logistica, dobbiamo riuscire a far sì che i soldi del PNR che sono lì devono essere messi in pratica e messi in campo subito su tutte queste frangenti qua, perché in questi ultimi 15 anni, 20 anni abbiamo perso molta strada rispetto anche ai nostri competitor, dei nostri stati europei confinanti come la Spagna, dove nell'ortofrutta noi che eravamo in una posizione molto predominante purtroppo abbiamo visto perderci molta strada rispetto a quello che c'era. Bressan, io la ringrazio davvero per questo spaccato, per questa fotografia molto puntuale. Abbiamo dato le informazioni corrette anche al pubblico a casa, il tema è di sicuro interesse. Grazie quindi e buon lavoro a Massimo Bressan, Coldiretti Padova, consigliere del MAP, il mercato agroalimentare della Città del Santo. Buon lavoro Bressan. La vedo collegata, si è collegata proprio in questo momento, la nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi all'esterno del carcere di Belluno dell'istituto di Baldenic. Sapete, c'è Angelica Hutter, questa udienza di convalida nei confronti della 32enne. Tiziana, mi senti? Sì, ti sento benissimo, Christian. Allora, sono circa 3 ore e mezza dall'inizio dell'udienza in carcere, qui nel carcere di Baldenic, e con tutta probabilità questa udienza si sta svolgendo con un interrogatorio da remoto in collegamento con il carcere femminile veneziano della Giudecca. Angelica Hutter è in carcere a Venezia, assistita da un traduttore o traduttrice, e in carcere a Belluno ci sono la GIP Enrica Marsona, che oggi è entrata in turno e quindi a lei il compito di svolgere l'interrogatorio assieme al PM Marcon e l'avvocato di Angelica Hutter, Giuseppe Triolo, che come vi abbiamo già annunciato nel telegiornale di sabato e come lui stesso ha ammesso, chiederà la scarcerazione per la sua assistita, cosa che sembrerebbe improbabile alla luce degli accertamenti che sono stati svolti nelle ore immediatamente successive alla strage di Santo Stefano, in cui, lo ricordiamo, hanno perso la vita 3 persone, tra cui un bambino di 2 anni, il papà e la nonna. 3 ore e mezza è un tempo assai lungo per una indagata che in questo momento, che aveva dichiarato di non rispondere, non aveva risposto neppure, non aveva parlato neppure con il suo avvocato Giuseppe Triolo, e sembrava questa la linea difensiva, e invece 3 ore e mezza lasciano intendere che molto probabilmente la ragazza sta rispondendo alle domande e che la lungaggine è per l'appunto una conseguenza della traduzione di ciò che lei sta riferendo alla giudice Marson. Intanto oggi è giornata di lutto cittadino a Santo Stefano di Cattolico, che è stato proclamato dal sindaco Oscar Meneghetti, che ha fatto sospendere qualsiasi tipo di iniziativa pubblica in paese. Ci sono bandiere a mezz'asta, il sindaco con la giunta e buona parte dei consiglieri comunali parteciperanno alle esequie delle 3 vittime a Favaro Veneto. Ancora la magistratura non ha rilasciato il nulla osta per l'ultimo saluto alle 3 vittime, ma dovrebbe essere questione di poche ore dopo che non è stata eseguita l'autopsia, ma gli accertamenti si sono basati esclusivamente su esami esterni. Cristian. Tiziana, ti ringrazio per tutti questi aggiornamenti. Mi sa quindi che dovremo aspettare ancora un po' per capire. Resta Credo di sì. Esatto, Credo però di sì. Resta un fatto, Tiziana, e tu che ci racconti la realtà bellunese da sempre, non ci stancheremo mai di dire che questa è stata una delle stragi peggiori che la provincia di Belluno ricordi, e questo pone diversi interrogativi su più livelli, su più piani.
Certo, questa è, lo abbiamo sentito anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto venerdì scorso direttamente a Santo Stefano da parte dei residenti. Sicuramente quello che è accaduto a Santo Stefano di Cadore è resterà negli annali della cronaca nera della provincia di Belluno. Un episodio del genere non era mai accaduto. Sapete che sono state fatte illazioni smentite anche dal procuratore, dal capo della Procura della Repubblica di Belluno, Paolo Luca, in relazione ad una possibile... Scusa, Ti lascio allora, Tiziana, ti lascio. Ecco, è il bello della diretta. Lascio la collega Tiziana Bolognani lavorare. Lo zaino in gergo rimane magari aperto. Se riusciamo, chiedo a Mattia Pizzaia e Alberto Piovesan a rimanere su Belluno, comunque capire cosa sta succedendo, perché i prossimi minuti potrebbero essere fondamentali per sapere se qualcuno parla. Mi pare di riconoscere da queste immagini, forse è il pubblico ministero, ma non vorrei sbagliarmi, forse è il dottor Marcon, ma appunto vedo da molto distante, mi sembra lui, quindi qualcosa si sta muovendo all'interno del carcere di Belluno, quindi potrebbe essere finita o comunque si starebbe per concludere l'udienza di convalida nei confronti di Angelica Hutter, questa donna 32enne tedesca che si trovava in Italia a bordo di questa Audi nera noleggiata, era stata a Bolzano, qui era stata trovata con un martello nella borsa, la sua casa era di fatto questa Audi, nell'auto quindi Angelica ci viveva da qualche tempo, insomma ci sono tanti tasselli da mettere insieme in questa tragedia che interroga un'intera comunità e non solo. Santo Stefano di Cadore, lo avete sentito dalla nostra Tiziana Bolognani, che oggi si è fermata in segno di lutto, di profondo cordoglio nei confronti delle 3 vittime. I funerali potrebbero tenersi a metà settimana, quindi forse già giovedì a Favaro Veneto, funerali in forma congiunta. Vedo ancora il cancello di Baldenic, il cancello del carcere di Baldenic ancora chiuso. La nostra Tiziana ovviamente è all'esterno, immagino con diversi altri colleghi, visto il clamore della vicenda raccontato nel fine settimana anche dalla Bild. Vedo una macchina che sta uscendo, rimaniamo collegati, anche se va e viene questo collegamento, ma è normale che sia così, perché siamo realmente in presa diretta. Vediamo se qualcuno si sta o intende avvicinarsi alla macchina, non so chi c'è all'interno, vediamo se riusciamo a raccontarvi tutto in diretta come siamo soliti fare. Ve lo ricordo, al momento non si è capito se Angelica Hutter fosse o meno presente all'interno del carcere di Baldenic. Mattia, dimmi. Ha l'avvocato Triolo, è con l'avvocato Triolo o è l'avvocato Triolo? Sentiamo, vediamo. Vediamo se riusciamo. Ecco, niente da fare. Forse l'avvocato Triolo non rilascia dichiarazioni. Tiziana, se vogliono mi... Tiziana, ti sento. Sei collegata? Tiziana, ti sentiamo. Tiziana? Sì, Cristian, chi vedevi prima era il pubblico ministero Simone Marcon, in fondo, sì? Mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, prego. Mi sentite? Cristian, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto. Ti sentiamo, allora, Tiziana. Giustamente avevi visto giusto il PM Simone Marcon
avevi visto il PM Simone Marcon, è uscito in questo momento, quindi l'udienza si è conclusa, l'avvocato di Angelica Hutter ed è l'avvocato Giuseppe Triolo e contrariamente invece a quanto ipotizzavamo non ha voluto rilasciare dichiarazioni e come avete visto ha lasciato il vialetto che porta all'ingresso della casa circondariale di Baldenic a Belluno e a questo punto noi aspettiamo, vediamo se riusciamo a intercettare la Jeep Marson o il PM. Speriamo che uno dei due si fermi per dirci quali sono le decisioni che hanno assunto questa mattina e comunque l'udienza dovrebbe sicuramente essersi conclusa. Sono le 13:30 in questo momento, l'udienza è iniziata alle 9:45 di questa mattina, quando per l'appunto PM, Jeep e avvocato hanno varcato il cancello del carcere di Belluno. Cristian. Tiziana, io ti ringrazio davvero per averci raccontato in presa diretta questa fase. Chiaramente il pomeriggio sarà prezioso per capire cosa si sono detti, per capire cosa ha detto Angelica Hutter. È chiaro che non si è avvalsa della facoltà di non rispondere perché comunque, come hai ben sottolineato te, ci sono circa 3-4 ore di interrogatorio, poi fatte le formalità di rito, c'è stato quindi tutto il tempo per entrare nel vivo di quanto accaduto giovedì pomeriggio a Santo Stefano di Cadore. Quindi grazie davvero Tiziana Bolognani, grazie a Stefano Bozzi che ha curato la parte tecnica. Noi siamo davvero alle battute conclusive. Tutti gli aggiornamenti su questa e altre vicende a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia con Mestre, dove ritorneremo sull'altra tragedia, quella di ieri mattina a Jesolo, e poi Treviso con Belluno alle 19:30. Ringrazio dalla regia Mattia Pizzaia e Alberto Piovesana. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, vi lascio al meteo, buon proseguimento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Rimane ben saldo l'anticiclone, prosegue l'ondata di caldo anche in questo inizio di settimana. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 10 luglio evidenzia una situazione stabile e soleggiata, con cielo sereno ovunque. Possibili i consueti temporali di calore sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Farà decisamente caldo con atmosfera afosa, temperature ancora in aumento, minime tra 19 e 24 gradi, massime con punte di 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato, con cielo variabile in montagna, dove non sono esclusi rovesci e temporali possibili dal pomeriggio. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime sui 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui si prevede tempo generalmente soleggiato con temperature piuttosto elevate, minime comprese tra 21 e 22 gradi, massime sui 36-37 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.